Importante incontro oggi al Libero Consorzio Comunale di Agrigento con i sindaci della provincia per la programmazione dei fondi da destinare al miglioramento delle strade provinciali agrigentine. Il PD ribadisce le sue posizioni critiche verso l'amministrazione comunale sulle tante criticità evidenziate dalla Corte dei Conti, ribadendo la partecipazione al sit-in di protesta per venerdì pomeriggio davanti al Comune. Il sindaco Miccichè replica alla Corte dei Conti: predisporremo la documentazione per rispondere alle osservazioni dell'organo di controllo regionale. Appello della diocesi di Agrigento per la raccolta fondi pro-Palestina. In arrivo circa 24 milioni di euro per la sistemazione delle reti idriche in alcuni comuni della provincia. A comunicarlo è il presidente del Lati Idrico Giovanni Cirillo. L'onorevole Pisano comunica il finanziamento di 4 milioni e mezzo di euro dai fondi coesione per la sistemazione della strada Mosella. Lutto in casa socialista, è venuto a mancare Pasquale Gambino, fu sindaco di Porto Empedocle e vicepresidente della provincia regionale di Agrigento. Presentato oggi il raduno Ferrari 500 miglia che attraverserà anche la nostra provincia. Venerdì alle ore 18:30 allo Stadio Seneto di Agrigento, presentazione ufficiale della squadra dell'Akragas che affronterà il campionato di promozione nel girone D. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi mercoledì 17 settembre. Importante incontro stamani al Libero Consorzio di Agrigento tra alcuni sindaci della provincia e l'ingegner Michelangelo Di Carlo per programmare le risorse per il miglioramento e la sistemazione delle strade provinciali. Noi abbiamo seguito l'incontro. Sindaco Milko Cinaqui al Libero Consorzio, stamani una riunione con il dirigente Di Carlo per decidere su come saranno spesi i fondi delle strade e della viabilità stradale provinciale. Ecco, avete già fatto un primo, assunto, un primo tracciato. Quali sono le priorità che darete? Allora, intanto bisogna chiarire che sulla prima programmazione, dove abbiamo inserito 20 milioni di euro, già tutte le strade che erano state individuate stanno completando le gare d'appalto e a ottobre partiranno i lavori sull'SP32, sull'SP34 e su altre strade secondarie. Oggi la riunione è stata convocata da me con l'ingegnere Di Carlo e la rappresentanza dei sindaci per stabilire sulla nuova programmazione quali interventi sulle strade inserire. E stiamo vedendo quali sono le strade della nostra area interna che hanno necessità, al di là di quelle che già sono state finanziate, di interventi che possono dare la possibilità di ancora una volta lavorare per uscire dalla marginalità territoriale in cui viviamo. Sono interventi per 16 milioni di euro che vanno da Montallegro, arrivare a Santo Stefano, Bevona, passando per Lucca, Burgio Villafranca, San Biagio e Ribera, e quindi stiamo assieme all'ingegnere Di Carlo capendo quali sono le strade più transitate che hanno bisogno di maggiori interventi. Sono interventi importanti per la viabilità del territorio che riguardano in particolare la Valle dei Sicani. Assolutamente sì, già abbiamo fatto gli interventi importanti, sulla Bivona Palazzo abbiamo completato la strada, sulla Bivona Lucca c'è stato il finanziamento di 3 milioni, poi di altri 400 mila euro e ora vedremo di inserire un altro milione di euro per completare tutta la pavimentazione in asfalto. E sono interventi che sono fondamentali. Ormai questi comuni stanno facendo sinergia sulla promozione turistica, per le attività commerciali, quindi questi interventi sono essenziali per il territorio. Le maggiori criticità che secondo lei evidenzia quali sono? Le maggiori criticità sono sulla Bevona, sull'SP32, che già c'è l'importante finanziamento, però bisogna qualche tratto fare dei completamenti. Sulla Cianciana Cattolica Eraclea, sul primo tratto che va dalla Cianciana a Ribera nei 6 km, queste sono quelle che stiamo attenzionando. Dottore Di Carlo, oggi un interessante incontro con
alcuni sindaci della provincia, in particolare quelli dell'area dei Monti Sicani, per stabilire sulla destinazione dei fondi per le strade provinciali. Ecco, avete già fatto un primo bilancio, quali sono le priorità? Ma a questo punto praticamente questi fanno parte della strategia nazionale interna, loro percepiscono dei finanziamenti che sono abbastanza corposi. In parte di questi finanziamenti loro li vogliono destinare alla viabilità provinciale, soprattutto per lo sviluppo del territorio, nel senso per lo sviluppo delle aziende agricole, per le zone che sono a vocazione agricola e per lo sviluppo del turismo, per le zone che sono a vocazione turistica. Chiaramente si sta facendo una programmazione per cercare di agire sulle strade che magari non hanno, noi l'interesse ce l'abbiamo sempre, ma non hanno un interesse maggiore per la provincia, perché è vocata a prestare attenzione soprattutto nelle strade con flussi di traffico maggiori, non trascurando ma tenendo in una minore considerazione le strade di minore transito, e proprio in queste strade poi ci sono le attività agricole, ci sono delle attività turistiche, e quindi loro sempre per migliorare il territorio intendono spendere questi soldi soprattutto in quella direzione. Ecco, lei si è fatto già un'idea sulle priorità? No, per ora no, perché se aspettiamo una decisione, perché questo ci saranno delle ulteriori riunioni e all'ultimo loro usciranno con un documento dove mi indicheranno le priorità da osservare. E il circolo del Partito Democratico di Agrigento, Vittoria Giunti, in sua nota stampa interviene sugli atti amministrativi emessi dalla Corte dei Conti per Agrigento 2025, ribadendo l'appuntamento al sit-in di venerdì davanti il Palazzo Comunale alle ore 19. Il nostro servizio. Il circolo del Partito Democratico di Agrigento, Vittoria Giunti, in una sua nota stampa, interviene sugli atti amministrativi che hanno interessato il comune capoluogo su Agrigento 2025. Allontaniamo i vandali dalla gestione della cosa pubblica. Il circolo del PD di Agrigento continua affermando la sezione della Corte dei Conti per la Sicilia, passando in rassegna 6.282.000 euro di fondi pubblici spesi nei progetti culturali inerenti all'evento Agrigento Capitale Italiana della Cultura per il 2025, segnala impietosamente rilevanti profili di incertezza, significativi profili di confusione, rilevanti ritardi nella rendicontazione, l'assenza di evidenza istruttoria positiva sul coordinamento delle attività e dell'organizzazione nella verifica della congruità dei costi, l'improvvisazione continua del Partito Democratico di Agrigento, l'opacità, le spese gonfiate che con tutta evidenza erano davanti agli occhi degli agrigentini, che da mesi sono denunciate da associazioni e partiti di opposizione, ora sono nero su bianco in un documento della magistratura contabile. Di fronte alla gravità dei giudizi, continua il PD, espressi dalla Corte dei Conti, decenza politica vorrebbe che il sindaco e la sua giunta rassegnassero immediatamente le dimissioni, ma sappiamo che non lo faranno. Sono abbarbicati al potere, lo resteranno fino all'ultimo momento utile, insensibili alla richiesta di buon governo e con la conoscenza anestetizzata ad ogni forma di vergogna. Scendere in piazza, protestare, richiamare al rispetto delle regole e alla correttezza amministrativa è l'arma più potente di cui dispongono i cittadini. Usiamola. Partecipiamo pertanto al sit-in promosso dall'area progressista. Ci vediamo venerdì alle 19 in piazza Pirandello sotto le finestre del sindaco per gridare in coro la nostra indignazione. In riferimento ai quesiti relativi alla gestione di Agrigento, capitale italiana della cultura, poste dalla Corte dei Conti, anche al comune di Agrigento, il sindaco Francesco Miccichè dichiara: così come gli altri enti, anche gli uffici comunali competenti sono impegnati nel predisporre relazioni e documentazione per rispondere con massima trasparenza ai chiarimenti richiesti dalla Corte dei Conti. Trattandosi di fondi pubblici, la Corte dei Conti svolge il proprio ordinario compito di controllo in qualità di organo preposto. Le conclusioni e le valutazioni potranno essere tratte soltanto al termine dell'attività istruttoria attualmente
attualmente in corso. Una colletta straordinaria diocesana è stata avviata per la Palestina. L'Arcidiocesi di Agrigento, tramite Caritas Diocesana, promuove la colletta straordinaria Insieme per la Palestina. Sì, è una colletta che parte adesso, parte proprio in questi giorni e avrà termine al termine del Giubileo. L'obiettivo è quello di sensibilizzare la comunità agrigentina su quanto sta avvenendo in Palestina, che evidentemente è già sotto gli occhi di tutti, ma allo scopo di capire l'importanza di dare un sostegno alle comunità cristiane e non solo che vivono in Palestina in questo momento storico. Vorremmo quindi avviare una campagna di sensibilizzazione che è fatta anche di un invito alla preghiera, ma anche una raccolta economica che monitoreremo nel tempo e il cui ricavato sarà poi destinato a finanziare dei progetti di sostegno per la comunità, delle comunità colpite dall'attuale guerra in Palestina. La colletta avrà anche un momento centrale. In occasione del Giubileo degli operatori della carità nell'Arcidiocesi di Agrigento ci sarà un intervento del Cardinale Pizzaballa. Sì, abbiamo chiesto a Sua Eminenza Pizzaballa di accompagnarci in questo momento importante che è per noi quello del Giubileo della Carità, che avrà luogo il 15 di novembre qui nella Cattedrale di Agrigento. Non potendo essere presente fisicamente, ci farà pervenire un suo intervento in cui gli abbiamo chiesto di parlarci della speranza. Cosa voglio dire sperare oggi in quella terra? La colletta è rivolta non soltanto alla comunità ecclesiale, ma anche a tutti gli altri enti che vogliono partecipare. Come partecipare? Si può partecipare attraverso una donazione chiaramente economica tramite un bonifico da fare all'Arcidiocesi di Agrigento o alla Fondazione Mondo Altro, che è il braccio operativo di Caritas Diocesana Agrigento. Sì, è rivolto a tutti perché stiamo ricevendo da parte di diverse organizzazioni e anche tanti privati delle richieste di informazioni in merito a come poter manifestare prossimità nei confronti della popolazione palestinese. Ovviamente daremo conto di quanto raccoglieremo man mano e al termine della raccolta, e soprattutto grazie alla collaborazione con Caritas Italiana e Caritas Gerusalemme monitoreremo anche l'uso di questi fondi, perché per noi è importante anche che quanto avviene, quanto avverrà verrà fatto con questi fondi possa essere pedagogico per la comunità che ha donato. E su richiesta del presidente del Lati Idrico di Agrigento, Giovanni Cirillo, saranno finanziati oltre 23 milioni di euro per la sistemazione delle reti idriche in alcuni comuni della provincia. Il nostro servizio. A seguito di specifica richiesta da parte del presidente dell'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento, Giovanni Cirillo, nonché sindaco di Montallegro, la Giunta di Governo regionale con delibera dell'8 agosto ha approvato la rimodulazione finanziaria dell'asse 2 del POC Sicilia 1420, nell'ambito della quale è inserita la somma di 23.935.806,81 euro per la copertura finanziaria del progetto Conoscenza, Digitalizzazione, Mappatura, distrettualizzazione e ottimizzazione delle reti idriche, con il recupero delle perdite e la sostituzione misuratori di volumi di utenza nel territorio del lato Agrigento 9, che consente di completare gli interventi appaltati e in corso di esecuzione relativi alla ristrutturazione e ottimizzazione delle reti idriche dei comuni di Grotte, Porto Empedocle, Racalmuto, Villafranca Sicula, Ravanusa, Campobello di Licata, Lucca Sicula, Montallegro, Montevago, San Buca di Sicilia, San Giovanni Gemini, e di appaltare i lavori di razionalizzazione del sistema idrico del comune di Canicattì. Il presidente del Lati di Agrigento esprime pertanto piena soddisfazione per il risultato raggiunto, che consentirà di migliorare sensibilmente l'efficienza del servizio e di recuperare significative perdite idriche nell'ambito territoriale di Agrigento. E la Regione Siciliana ha finanziato l'acquisto di nuovi scuolabus destinati ai comuni siciliani, interessanti anche 8 centri della nostra provincia. A comunicarlo è l'onorevole Riccardo Gallo di Forza Italia. La Regione Siciliana ha finanziato l'acquisto di nuovi scuolabus destinati ai comuni siciliani,
dando attuazione a quanto previsto dalla legge regionale 325, misura rafforzata con le ulteriori risorse stanziate dalla legge 2925. L'iniziativa è stata avviata con l'avviso pubblicato lo scorso 11 aprile dall'assessorato regionale istruzione e formazione. Prevedeva uno stanziamento di 2 milioni di euro. Alla scadenza numerosi comuni siciliani, tra cui diversi della provincia di Agrigento, avevano presentato domanda per ottenerne contributi. Il 23 luglio scorso è stata pubblicata la graduatoria degli enti idonei, ma inizialmente non finanziati per insufficienza di fondi. Grazie quindi all'intervento del governo regionale guidato dal presidente Schifani, la legge nuova 29-25 sono state stanziate ulteriori complessive risorse per oltre 8 milioni di euro, consentendo così di finanziare i comuni risultati idonei. Tra questi anche i comuni della provincia di Agrigento che riceveranno il contributo, tra cui Racalmuto, San Biagio Platani, Cammarata, Casteltermini, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita di Belice, Lampedusa, Linosa e Ribera. Si tratta di un risultato di grande rilievo per il territorio che consentirà così di garantire un servizio essenziale per gli studenti, soprattutto nelle aree interne dei piccoli centri. Soddisfazione è stata espressa dall'onorevole Gallo, deputato di Forza Italia, vice coordinatore regionale del partito, che ha dichiarato: esprimo sincero apprezzamento per l'impegno del governo Schifani, che ha dimostrato attenzione concreta alle esigenze dei nostri comuni. L'acquisto di nuovi scuolabus, afferma Gallo, rappresenta un passo fondamentale per garantire agli studenti siciliani, e in particolare quelli delle aree più periferiche, un servizio di trasporto sicuro e efficiente. Questo intervento non solo migliora la qualità dell'offerta educativa, ma sostiene le famiglie riducendo le difficoltà logistiche, promuovendone l'inclusione sociale. È una misura, conclude Gallo, che testimonia l'impegno della politica nel rispondere ai bisogni reali dei cittadini, soprattutto in un periodo storico in cui è fondamentale investire nella formazione delle nuove generazioni. Legambiente Sicilia chiede al Comune di Agrigento l'accesso agli atti degli immobili del processo Self Service 2, che interessano alcuni immobili situati a San Leone in Viale delle Lune, precedentemente sequestrati in nostro servizio. Il presidente di Legambiente Sicilia, Daniele Gucciardo, annuncia che a seguito della delibera del Consiglio direttivo l'associazione ha inviato una richiesta formale al dirigente del settore quinto del Comune di Agrigento. L'obiettivo è quello di ottenere l'accesso agli atti abilitativi ed edilizi degli immobili situati a San Leone in Viale delle Dune, precedentemente sequestrati. Gli edifici in questione, si tratta di 8 villette, erano stati sottoposti sotto sequestro nel 2013 nell'ambito delle indagini del processo Self Service 2, i cui reati sono successivamente caduti in prescrizione. L'indagine era partita da una segnalazione della squadra antiabusivismo edilizio della Polizia Municipale di Agrigento, che aveva individuato le costruzioni su un terreno con vincoli specifici. Una parte era destinata a parcheggio pubblico e l'altra a parco territoriale, zona G2, ed era privo delle necessarie opere di urbanizzazione. La Procura della Repubblica di Agrigento, attraverso il proprio consulente tecnico, aveva confermato le irregolarità, sottolineando che le villette erano state costruite in violazione degli strumenti urbanistici, delle leggi regionali e statali. Legambiente pertanto chiede l'accesso alla documentazione per capire, al di là della prescrizione dei reati, perché non sia stata disposta la confisca dei terreni, delle opere abusive e come sia stato possibile che si sia consentito il completamento degli immobili. Reso noto oggi il programma della Festa dell'Amicizia, che si terrà a Ribera dal 3 al 5 ottobre prossimo. La Democrazia Cristiana celebra, dopo 2 edizioni di successo, la Festa dell'Amicizia 2025, una 3 giorni di eventi con tavoli tematici, cultura e musica, solidarietà e intrattenimento. L'atteso appuntamento, promosso e organizzato come ogni anno dalla Democrazia Cristiana, sarà programmato a Ribera da venerdì 3 a domenica 5 ottobre.
Durante il primo fine settimana di ottobre la città di Ribera diventerà un vero e proprio palcoscenico di incontri, emozioni e partecipazione. Saranno 3 giorni intensi, ricchi di entusiasmo, voglia di stare insieme, dove il confronto delle idee si intreccerà con la musica, la cultura e i momenti di intrattenimento e convivialità. Per il segretario nazionale della DC, Totò Cuffaro, la festa dell'amicizia è la festa della democrazia cristiana. Trascorreremo 3 giorni insieme parlando di politica, di temi etici, sociali, facendo gli stati generali della DC. Sarà una grande festa all'insegna del divertimento, la festa di tutti coloro che credono soprattutto che in questa società ci sia bisogno di umanità, di amicizia. Vogliamo coltivare questa passione dello stare insieme, facendolo soprattutto in occasione della festa dell'amicizia. Tante come di consueto le iniziative presenti nel ricco programma della festa, tavoli tematici, relatori nazionali e internazionali, dibattiti su temi di attualità, iniziative editoriali, la presentazione di diversi libri, concerti, esibizioni di artisti locali, di fama nazionale, spettacoli con artisti di strada, street food con prodotti tipici siciliani, show cooking con maestri pasticceri che prepareranno una maestosa torta animazione per i bambini. Tra gli ospiti principali ci sarà il presidente della regione Schifani, presente al momento dell'inaugurazione della Kermesse venerdì alle ore 20, l'ambasciatore iraniano in Italia, Reza Saburi, protagonista alle 18:30 del tavolo tematico Pace, disarmo nucleare e diritto internazionale. È un cantautore italiano tra i più apprezzati nel panorama musicale come Fausto Leali in concerto a partire dalle ore 22. Quello della festa dell'amicizia, ha commentato il capogruppo della DC all'AS, Carmelo Pace, è ormai diventato un appuntamento fisso, un momento di partecipazione, un'occasione per ritrovarsi, per riscoprire il valore della comunità, del territorio, dell'impegno condiviso, della cultura, della musica, intrattenimento per un grande evento che la città di Ribera celebra fin dal primo anno. Desidero pertanto ringraziare il partito Afferma Pace per la visibilità alla città che diventa protagonista e tutti i volontari che da mesi stanno lavorando alla macchina organizzativa dell'evento. Firmato dall'assessorato regionale alle infrastrutture il decreto di finanziamento per la manutenzione straordinaria della strada Mosella, importante arteria agrigentina che collega la 640 alla strada statale 115, a comunicarlo è l'onorevole Pisano. È stato firmato dall'assessorato regionale alle infrastrutture il decreto di finanziamento per la manutenzione straordinaria della strada Mosella, l'importante arteria stradale agrigentina che collega la strada statale 640 degli Scrittori alla strada statale 115 per Agrigento, Porto Empedocle, Caltanissetta e Gela. Il finanziamento complessivo ammonta a oltre 4 milioni e mezzo di euro, deriva da fondi statali attivati attraverso il Fondo per lo Sviluppo e Coesione 21-27, messi a disposizione dalla Regione Siciliana nell'ambito del patto di coesione stipulato fra il Presidente del Consiglio Meloni e il Presidente della Regione Siciliana Schifani. Soddisfazione espressa per il deputato agrigentino Pisano, segretario della 14ª Commissione parlamentare politica dell'Unione Europea, che si è battuto affinché il rifacimento della strada cosiddetta Mosella, così come la realizzazione dell'impianto di illuminazione dello Stadio Seneto, venissero inseriti nella programmazione dei fondi per lo sviluppo e la coesione. È un giorno importante per la nostra città, per la sicurezza dei cittadini, ha dichiarato l'onorevole Pisano. Finalmente si interviene su un tratto stradale strategico per la viabilità agrigentina, nota purtroppo per le numerose vittime registrate negli anni. Voglio ringraziare il Presidente del Consiglio Meloni e il suo governo per l'attenzione mostrata nei confronti degli agrigentini, l'assessore regionale infrastrutture Aricò, la Commissione parlamentare dell'Unione Europea,
all'interno della quale mi sono battuto affinché il rifacimento della strada Mosella, unitamente alla realizzazione dell'impianto di illuminazione dello Stadio Seneto di Agrigento, venisse inserito nella programmazione dei FSC, cioè dei fondi. Dopo il decreto di finanziamento a Ferma Pisano per l'impianto di illuminazione dello stadio, per cui la realizzazione sono stati aggiudicati già i lavori, questo finanziamento rappresenta un altro risultato concreto della mia attività parlamentare in favore del mio territorio, un altro impegno mantenuto con i cittadini. E si è spento ieri Pasquale Gambino, già sindaco di Porto Empedocle, vicepresidente della provincia regionale di Agrigento, nota figura storica del Partito Socialista Agrigentino. Si è spento ieri Pasquale Gambino, ha legato il suo nome alla storia politica del Partito Socialista e alla storia politica e civile di Porto Empedocle, dove negli anni 70 ha ricoperto con passione e dedizione il ruolo di primo cittadino. La sua esperienza di sindaco, in particolare legata alla grave alluvione che colpì il paese, quando in quei giorni drammatici si spese senza riserve, promuovendo e agevolando, grazie al suo ruolo istituzionale, ogni possibile intervento utile a garantire il soccorso e il ripristino dei luoghi, spendendosi con generosità per il paese che ha sempre amato profondamente. L'azione amministrativa di Pasquale Gambino, sempre animata dal senso del bene comune, proseguì negli anni a venire nell'ambito della politica provinciale, dove ricoprì incarichi di rilievo come consigliere provinciale, assessore ai lavori pubblici, alla pubblica istruzione, fino a ricoprire la vicepresidenza della provincia regionale di Agrigento. È un percorso politico trentennale, coerente e costante, che ha testimoniato il suo impegno instancabile per la comunità empedoclina e quella dell'intero territorio agrigentino. La SAM è stata traslata nella mattinata di oggi al cimitero di Agrigento. Presentato oggi al Libero Consorzio di Agrigento il raduno Ferrari, denominato 500 miglia di storia, arte e cultura, alla presenza del presidente del Ferrari Club Italia Vincenzo Gibino e del presidente dell'ACI di Agrigento Salvatore Bellanca, che si terrà il 26 e 28 settembre in Sicilia e che riguarderà anche il nostro territorio. Le interviste. Presentato stamani al Libero Consorzio di Agrigento il raduno Ferrari, denominato 500 miglia di storia, arte e cultura, alla presenza del presidente del Ferrari Club Italia Vincenzo Gibino e del presidente dell'ACI di Agrigento Salvatore Bellanca, che si terrà dal 26 al 28 settembre prossimo. Sì, il giorno 27 si svolgerà ad Agrigento una tappa del raduno delle 500 miglia delle Ferrari, organizzato dal Ferrari Club Italia, l'unico club di Ferrari autorizzato dalla Casa del Cavallino Rampante. Io ringrazio l'onorevole Gibino, il presidente del Ferrari Club, proprio per aver accettato il mio invito a voler fare tappa ad Agrigento per fare la promozione del nostro territorio e delle nostre bellezze architettoniche come quelle della Valle dei Templi e come quella della Scala dei Turchi. Questo raduno sarà dedicato fondamentalmente a quelli che sono i ferraristi di Malta. Questo non è un semplice solo raduno di autovetture, di una vettura con un marchio iconico come quello della Ferrari, ma deve essere inteso anche come un ponte tra due civiltà che hanno la medesima cultura mediterranea e quindi che si possa instaurare un rapporto tra le due civiltà. Credo che queste manifestazioni debbano proseguire. Noi auspichiamo che l'onorevole Gibino ci possa dare la possibilità nei prossimi anni di riformulare nuovamente questa tappa ad Agrigento, e questo è possibile anche grazie alle amministrazioni, al sindaco e anche al presidente della provincia, che hanno dato la loro disponibilità affinché questo evento si potesse svolgere. Sì, è ovvio, è un onore per Ferrari, ma spero che lo sia anche per tutti i cittadini di Agrigento e chi vive questa splendida area di vedere per la 500 miglia di Sicilia nella giornata del 27 di settembre queste Ferrari che solcheranno queste strade, si fermeranno
nell'area archeologica della Valle dei Templi, per poi andare a fermarsi a pranzo e godere della straordinaria effetto scenografico della Scala dei turchi. In realtà questi eventi motoristici che stiamo organizzando da qualche anno a questa parte, non ultimo proprio il tributo Targa Florio che poi si svolgerà nel mese successivo e che ho ideato nel 2010, mirano a creare un focus per cui abbiniamo il nome delle Ferrari, conosciuto in tutto il mondo, finalizzato alla valorizzazione della cultura del luogo, dei monumenti, dell'ambiente, dell'enogastronomia. È chiaro che in questa sintesi tutti quelli che con le Ferrari verranno qui diventeranno ambassador del bello di quest'area e corrispondentemente tutti coloro che si troveranno sul posto perché lo vivono, perché sono turisti, vedranno le bellezze di queste Ferrari coniugarsi con la scenografia e la coreografia naturale che è propria di questa terra. Linea della regia per la pubblicità. Passiamo ora alla cronaca. I carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 15 persone ritenute appartenenti a un'organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti, contestata l'aggravante di aver favorito la famiglia mafiosa di Gela, famoso il clan Rinzivillo. Un'ordinanza in carcere è stata notificata direttamente in una delle celle della casa circondariale Pasquale di Lorenzo di Agrigento. L'operazione ha disarticolato un canale di approvvigionamento di droga e cocaina destinato alle piazze di spaccio di Gela, dove l'organizzazione poteva contare anche sulla disponibilità di armi. E la Guardia di Finanza di Cagliari compie una maxi operazione antipirateria audiovisiva che interessa tutto il territorio nazionale. Ce ne parlano meglio i colleghi di Trapani. Colpo delle fiamme gialle contro la pirateria audiovisiva. La Guardia di Finanza ha smantellato un vasto sistema di streaming illegale che operava in diverse regioni italiane, fra cui anche la Sicilia. L'operazione è partita da un controllo in un locale dell'Interland di Cagliari, dove i finanzieri hanno scoperto la proiezione abusiva di contenuti pay-per-view tramite apparecchi illegali. Approfondendo gli accertamenti, gli investigatori hanno ricostruito una rete ramificata che consentiva l'accesso a centinaia di film, serie TV ed eventi sportivi in diretta. La rete, secondo le prime ricostruzioni, aveva collegamenti internazionali e coinvolgeva fornitori dei contenuti, canali di distribuzione e server collocati anche all'estero, con contatti in Olanda e negli Stati Uniti. Le perquisizioni hanno portato al sequestro di dispositivi elettronici e sistemi di accesso pirata. Le indagini proseguono per identificare i responsabili e quantificare i danni economici stimati in milioni di euro per l'industria audiovisiva e per lo Stato. Secondo gli investigatori, i proventi di questo mercato illecito non solo danneggiano le aziende e professionisti del settore, ma alimentano anche l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro. Un fenomeno, quello dello streaming illegale, che colpisce duramente tutto il territorio italiano e che resta al centro dell'attenzione delle forze dell'ordine. E sempre per notizie di cronaca, una piantagione di marijuana è stata scoperta dai carabinieri, 2 gli arresti effettuati. Ce ne parlano i colleghi di Messina. Una piantagione di marijuana è stata scoperta dai carabinieri della compagnia di Messina Centro, in un'area collinare situata nel quartiere San Filippo di Messina. 2 individui,
entrambi 32enni, giornati alle forze dell'ordine, sono stati arrestati con l'accusa di coltivazione di sostanze stupefacenti in concorso. L'operazione è scattata ieri notte, dopo che i carabinieri, durante un servizio di perlustrazione nelle zone montane del capoluogo peloritano, avevano notato movimenti sospetti all'interno di un terreno agricolo isolato e parzialmente nascosto tra la vegetazione. È stato quindi predisposto un articolato servizio di osservazione con l'impiego di militari del nucleo operativo della compagnia di Messina, della stazione di Castanea delle Furie, del nucleo radiomobile, con il supporto operativo dei carabinieri dello squadrone riportato Cacciatori Sicilia. I carabinieri in abiti civili si sono appostati nei pressi dell'area, tenendola costantemente sotto controllo, anche con strumenti tecnologici per il monitoraggio a distanza. Contemporaneamente gli altri militari, con l'ausilio dello squadrone cacciatori, si sono dislocati in punti strategici per sorvegliare gli accessi ed evitare eventuali fughe. I militari sono intervenuti bloccando in 2 indagati proprio mentre erano intenti a irrigare una piantagione di cannabis indica, composta da una ventina di piante ben sviluppate, alte circa 2,5 metri, tutte in infiorescenza. Sul posto i carabinieri hanno anche trovato fertilizzanti e vario materiale, verosimilmente utilizzato per l'essiccazione e il frazionamento della sostanza stupefacente ricavata dalla piantagione. Le piante, dalle quali sarebbe stato possibile ricavare fino a 5 kg di sostanza stupefacente, sono state estirpate e sottoposte a sequestro insieme al fertilizzante e al materiale utilizzato per l'essiccazione e il frazionamento rinvenuto a seguito della perquisizione che i militari dell'Arma hanno effettuato sul territorio monitorato. Al termine delle formalità di rito, i 2 arrestati sono stati tradotti presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. Per l'Ance Sicilia comprare casa è sempre più difficile. I colleghi di Trapani. Comprare o affittare casa in Sicilia è sempre più difficile. I prezzi e i canoni crescono, i redditi diminuiscono e il disagio abitativo coinvolge ormai un numero crescente di famiglie, soprattutto le giovani coppie. Secondo l'ultimo rapporto dell'ANCE, l'indice di accessibilità, cioè il rapporto tra la rata di un mutuo o l'affitto e il reddito disponibile, supera in molti casi la soglia critica del 30%. Significa che per tante famiglie avere una casa diventa proibitivo. Le difficoltà maggiori si registrano a Catania, Palermo e Messina, dove le famiglie con redditi bassi devono destinare circa il 45% delle entrate al mutuo. Critica anche la situazione ad Enna, Ragusa, Siracusa ed Agrigento. Solo Trapani e Caltanissetta restano sotto la soglia. Per chi non riesce a comprare resta l'affitto, ma anche qui il quadro è pesante. A Palermo, Catania, Messina, Siracusa e Trapani l'affitto assorbe oltre il 40% del reddito delle famiglie meno abbienti. Leggermente meglio Ragusa, Enna e Agrigento, ma senza vere soluzioni. E trovare casa nei centri periferici non è più una risposta. Località turistiche come Cefaluta, Ormina e Lipari hanno raggiunto costi da record, rendendo impossibile viverci stabilmente. E anche comuni residenziali come Bagheria o Milazzo mostrano valori sopra la soglia critica. Un vero e proprio allarme abitativo che domani sarà al centro di un incontro organizzato a Palermo dalla Commissione Speciale House del Parlamento Europeo, dove saranno presenti sindacati, associazioni e ANCE Sicilia, che porterà alcune proposte, dalla rigenerazione urbana al social housing fino alla riconversione di aree dismesse per creare alloggi sostenibili ed accessibili. Per affrontare l'emergenza, l'ANCE chiede un piano pluriennale da 15 miliardi di euro con fondi europei, nazionali ed investimenti privati. L'obiettivo è quello di garantire case a prezzi equi rispettando i criteri della direttiva europea Case Green. La casa, bene primario e diritto fondamentale, oggi per molti siciliani rischia di restare un sogno irraggiungibile. Ultimo appuntamento estivo con il Circolo della Stampa della sezione agrigentina di Assostampa Sicilia in collaborazione con il Museo Diocesano di Agrigento e con il settimanale L'Amico del Popolo. Venerdì 26 settembre alle 18:30 nel giardino del Museo Diocesano in via Duomo 96 ad Agrigento sarà presentato Avrei voluto uno spritz di Claudia Profera.
Controlli amministrativi effettuati dalla locale Polizia di Stato a Sant'Agata di Militello. I colleghi di Messina. Proseguono i controlli amministrativi della Polizia di Stato presso strutture ricettive e locali pubblici, a tutela del cittadino e nel rispetto della normativa vigente. A Sant'Agata di Militello e nel suo interland i controlli, implementati nella stagione estiva presso le attività maggiormente interessate da flussi turistici e movida notturna, hanno visto impegnati i poliziotti del locale commissariato di pubblica sicurezza. Particolare attenzione è stata rivolta nei confronti di esercizi commerciali, dove è prevista la somministrazione di alimenti e bevande. I controlli, effettuati con l'ausilio di tecnici del SIAN dell'ASP di Messina, hanno portato alla chiusura di un'attività per gravi irregolarità, che non consentivano il rispetto delle prescrizioni minime in materia igienico-sanitaria. Comminate sanzioni amministrative per 5.000 euro, presso una seconda attività, pur riscontrati i requisiti minimi in materia igienico-sanitaria. I tecnici dell'ASP hanno contestato alcune irregolarità ed imposto prescrizioni a cui il titolare è stato invitato ad uniformarsi entro il termine di 7 giorni. La successiva verifica dell'inadempienza da parte del titolare ha comportato l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per un ammontare complessivo di 9.000 euro. Agenti della sezione polizia amministrativa del commissariato di Sant'Agata di Militello hanno altresì sottoposto a controllo i locali della Movida Sant'Agatese. In uno di essi è stata verificata la presenza di un addetto ai servizi di controllo irregolare, in quanto non iscritto nell'apposito registro prefettizio. Sono scattate quindi le sanzioni sia all'addetto che al titolare dell'esercizio, per complessivi 3.332 euro. Infine, i controlli amministrativi hanno interessato anche i proprietari di immobili in locazione. In 15 casi, sono stati effettuati accertamenti relativi alla concessione in uso dei locali a cittadini extracomunitari, che prevede la comunicazione entro 48 ore all'autorità di pubblica sicurezza. In caso contrario, è prevista una sanzione da 500 a 3.500 euro. Passiamo allo sport. L'Acragas SLP si prepara ad accendere i riflettori sulla nuova avventura calcistica. Venerdì 19 settembre alle 18:30 lo stadio Esseneto di Agrigento ospiterà la presentazione ufficiale della squadra pronta a disputare il campionato di promozione Girone D stagione 25-26. La serata sarà l'occasione per conoscere da vicino l'intera nuova organizzazione biancazzurra, dal presidente Salvatore Laporta al direttore generale Giancarlo Rosato, dal direttore sportivo Tino Longo al tesoriere Salvatore Falzone, fino allo staff tecnico guidato da mister Sebbi Catania. È un'ultima notizia che arrivò in redazione: una tragedia oggi ad Agrigento. Un'educatrice di un asilo nido di 52 anni è deceduta dopo essere stata colpita da un malore improvviso mentre stava aprendo la saracinesca dell'istituto. Sono state le mamme dei bimbi in attesa di lasciare i figli all'asilo Esseneto a chiamare immediatamente i soccorsi. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che hanno trasferito immediatamente la donna in ospedale San Giovanni di Dio. Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravi e per l'educatrice non c'è stato purtroppo niente da fare. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 per chi ha la Smart TV, in streaming sul sito www.televideagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. I nostri servizi si potranno visionare sul canale YouTube di TVA Televide Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.